Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Paolino Danna, consigliere comunale, nonché promotore dell'iniziativa di intitolazione della sala stampa dello stadio Pierluigi Penzo a Luca Miani. Allora, com'è nata quest'idea? Allora, innanzitutto sono veramente felice che oggi siamo riusciti tutti quanti insieme, quindi questo è un lavoro di squadra, ad avere questa targa in questa nuova sala stampa del Calcio Venezia. Questa idea è nata nel 2019, purtroppo, quando il povero Luca è scomparso, da un mio carissimo amico Andrea Martucci, che mi chiamò e mi disse: Paolino, cosa possiamo fare? Tu cosa vuoi fare in qualità di consigliere comunale? E ho pensato subito di attivarmi in consiglio comunale, e devo dire che tutti hanno aderito e hanno approvato la mia proposta in consiglio comunale, quindi all'unanimità, destra, sinistra, centro, a questa possibilità di dedicare la sala stampa al povero Luca, all'amico Luca Miani. Quindi è da lì che è partito, poi c'è stato il Covid e oggi invece siamo qui tutti quanti assieme, molto felici di dedicare. Luca Miani io me lo ricordo perché è stato una delle prime persone che ho conosciuto quando sono arrivato da Napoli, e quando ci si trovava noi parlavamo chiaramente di sport, parlavamo di calcio e inevitabilmente parlavamo del mio Napoli e del Venezia. E niente, io sono veramente felice di questo, quello che è successo oggi. Finalmente abbiamo raggiunto l'obiettivo. Gianluca Santaniello, allora finalmente un bel contributo per un grande giornalista che ha voluto dare anche il Venezia Football Club. Sì, assolutamente. Ci abbiamo messo un po' di tempo causa Covid, causa lavori di rinnovamento dello stadio e obblighi di protocollo della Lega, ma finalmente siamo arrivati a mostrare ufficialmente al pubblico, in comune accordo con il Comune di Venezia e con le altre istituzioni, anche il mondo della stampa, la rinnovata sala stampa Luca Miani. Siamo felicissimi e orgogliosi di poter intitolare questa nostra struttura a una penna prestigiosa del giornalismo veneto, qualcuno che si è speso per lo sport veneziano e anche che ha mostrato un fortissimo impegno nella formazione dei professionisti più giovani.